150 in piazza a Pieve di Soligo per l'aperitivo Novax. Si sono incontrati ieri sera nel centro cittadino, tutti rigorosamente senza mascherina, portandosi cibo e bevande da casa e inscenando una particolare forma di protesta. È un atteggiamento che non condivido, perché siamo sempre stati disponibili al confronto e all'incontro con le persone delle diverse opinioni. I manifestanti, che si erano dati appuntamento via social alle 18:30 in piazza, hanno voluto dimostrare ai gestori dei locali quante persone non possono accedere alle loro attività. Appena abbiamo avuto minimamente contezza, abbiamo preallertato chi di dovere affinché predisponesse un minimo di vigilanza, cosa che è avvenuta, e poi per i successivi controlli che avverranno appunto nei prossimi giorni, proprio in funzione della presenza delle telecamere in questo luogo. Il sindaco Soldani è assolutamente contrario a queste forme di protesta che, a sua opinione, esulano qualsiasi forma di normalità in un contesto di emergenza sanitaria e pertanto chiederà alle forze dell'ordine di multare i partecipanti che hanno aderito a questa iniziativa con la massima pena. No, non ci sono stati momenti di tensione, perché è stato scelto, visto il numero importante di persone che hanno aderito a questa iniziativa, di non procedere all'identificazione sul posto, perché poteva generare problemi di ordine pubblico, per cui la scelta è stata quella di assecondare ciò che stava avvenendo, decidendo di perseguire poi i responsabili nei giorni successivi. Ma le preoccupazioni del sindaco rimangono. La mia preoccupazione è quella che ci sia una forma di attività di questo tipo che si sposti dai comuni, nei vari comuni, proprio in barba a qualsiasi forma di autorizzazione e quant'altro.